Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buonasera dal Palasport di Via Talete a Cagliari. Sta per iniziare la finalissima del 32esimo trofeo Segni in campo Sancat Firenze e Morbegno, una partita che vado a presentare in compagnia di Ermanno Iaci, deus ex machina di questo trofeo Segni. Anche quest'anno un autentico esercito di giovanissimi nel maschile e nel femminile, direi che per il 32esimo anno di fila allora è stato anche un successo. Sì, un'ennesima festa di sport, di colori, di lingue, di tutto. È bellissimo, sarà una partita, questa è una degna finale di una bella manifestazione. Firenze viene fuori da altre vittorie, l'anno scorso ha vinto la 31esima edizione, Morbegno in questi ultimi anni ha sempre portato squadre competitive, quindi assisteremo sicuramente ad una bella finale. C'è già stata la finale del femminile invece questa mattina e l'Astro è tornata a vincere dopo tanti anni, immagino un motivo in più di soddisfazione, insomma, a margine di questo trofeo Segni. Grande festa in casa Astro, 1989, la prima edizione vinta dall'Astro, quindi un po' di anni sono passati e stamattina hanno coronato un bellissimo torneo le nostre. Probabilmente la cosa più bella di questo torneo però è il legame che si viene a creare, magari tra i ragazzi che arrivano da fuori e le famiglie che li ospitano, un aspetto che da sempre caratterizza questo torneo, che però vale la pena sottolineare magari una volta di più. Sì, questo torneo nasce proprio nell'84 con l'esigenza di far incontrare i nostri ragazzi e ragazze con ragazzi continentali. Siccome è sempre un po' difficile arrivare a fare delle finali nazionali giovanili in modo proprio da creare questa commistione, allora nell'84 dice allora se Maometto non va alla montagna portiamo la montagna a Maometto, e allora abbiamo cominciato a invitare queste squadre continentali e siamo qui al 32esimo anno a invitare ancora squadre continentali. Morbegno è un abitué, Firenze è lo stesso, insomma ne hai parlato in precedenza. Come nascono i rapporti ormai storici con queste società? Morbegno sì, oltre 20 anni che viene qui al trofeo. Morbegno è nata perché quando facevo l'istruttore federale nel settore squadre nazionali conobbi questa località, questa fantastica località montana con attrezzature sportive pazzesche, tant'è che la segnalai in federazione e per diversi anni furono organizzati a Morbegno proprio dei centri di selezione, e da lì è nata poi l'idea di invitare Morbegno al nostro torneo, Firenze attraverso amici diretti e indiretti, ed eccoci qui. Ermanno Iaci dove trova le energie ogni anno per organizzare una manifestazione così imponente? Non si stanca mai, probabilmente la forza arriva proprio dalla gioia dei ragazzi, dal loro entusiasmo. Guarda, hai azzeccato perfettamente, tante volte ho avuto momenti di stanchezza, però come hai detto tu la molla è quella, il vedere tanti ragazzi e ragazze che si divertono, che mi chiedono sempre cose per il torneo, ma la gita, ma a che ora, ma del prossimo anno, e questo mi dà la forza ancora a 68 anni di andare avanti. E i corsi di micromagia esistono ancora, ritiene ancora Ermanno Iaci? Domani c'è l'ennesimo mini corso di micromagia per tutti coloro che volessero imparare 2 o 3 segreti che Ermanno svelerà domani. Grazie mille allora Ermanno Iaci, noi andiamo a goderci tra poco questa finalissima, prima però andremo a parlare anche con Mauro Farris che è entrato quest'anno a far parte dell'organizzazione della Scuola Basket Cagliari, lo invito a raggiungerci. Mauro Farris che da quest'anno, dicevo, cura soprattutto il settore mini basket qui al Palasport di Via Talete. Ti chiedo Mauro, cosa bolle in pentola in vista dei prossimi mesi, anche a margine ovviamente di questo trofeo Segni che, come abbiamo detto con Ermanno, è stato assolutamente un successo? Ma la più grande novità in assoluto sarà un campo estivo, faremo un campo scuola, avremo probabilmente la certezza di chiudere le iscrizioni
io penso ai primissimi di maggio, anzi ricordo apriremo le iscrizioni il 1° maggio, le andremo a chiudere con grandi agevolazioni intorno al 15, abbiamo 150 bambini del centro mini basket, tutte le categorie coperte, tutte le annate sono coperte con i nostri nuovi istruttori che ho piacere di citare, Martina Gargiolu e Marcello Oggiano, oltre ovviamente a Ermanno, Alice Usai e il sottoscritto. Dicevo, faremo un campo estivo, andremo a coprire tutto il periodo che non è coperto dall'attività scolastica, abbiamo acquistato una piscina, quindi faremo l'attività coperta, il basket, il calcio, il campo da calcetto là fuori, il campo all'aperto, insomma sarà davvero tanto da divertirsi con 10 ore al giorno tutta l'estate qua sui campi della scuola basket, che peraltro mi sento di dire è in un luogo particolarmente importante perché siamo proprio al centro di Cagliari, e il CEP per alcuni poi potrebbe anche essere identificato come il quartiere europeo, in un attimo si arriva da Quartuccio, da Quarto, insomma permettetemi questo piccolo spot, campo estivo sui campi di Via Talete e iscrizione a partire dai primissimi di maggio. È una palestra, Mauro, prima di lasciarti, in continuo miglioramento, no? Sì, una palestra a cui abbiamo ridato un po' di colore, la novità attenta dall'occhio delle telecamere sarà probabilmente al centro del campo, vedete in bella vista i nuovi loghi Scuola Basket Cagliari e Astro Cagliari, insomma ci sono tante idee e tante iniziative, ci tengo a ringraziare, l'avrà già fatto Ermanno, le tante aziende che ci stanno dando una mano, tanti sono genitori ma tanti stanno avvicinando perché con questi numeri, con questa bella confusione in queste manifestazioni c'è solo da ottenere ottimi risultati. Grazie mille allora anche a Mauro Farris, la partita sta per iniziare, libero i miei due ospiti con le immagini di Andrea Farris. Allora tra pochi minuti andremo a vivere questa finalissima della 32esima edizione del Trofeo Segni tra Sancat Firenze e Pezzini Morbegno. Atto finale allora della 32esima edizione del Trofeo Segni, di fronte ci sono Sancat Firenze e Pezzini Morbegno, un incontro che verrà diretto dai signori Miliddi di Quartu Sant'Elena e Puzzulu di Cagliari. Le squadre sono in campo con i seguenti quintetti. Per Morbegno sul parquet ci sono il numero 18 Francesco Giumelli, assieme a lui il numero 14 Federico Folzani, il numero 25 Matteo Federico Ruffoni, il numero 8 Cesare Cazzaniga e chiude lo starting five il numero 33 Francesco Speziale. Dall'altra parte invece per Firenze recupera un rimbalzo il numero 17 Niccolò Avellini, assieme a lui in quintetto il numero 21 Filippo Morandi, il numero 41 Mattia Casamaggi, il numero 16 si tratta di Niccolò Leone. E ora va a realizzare, l'abbiamo già citato appunto, il numero 21 Morandi per la Sancat Firenze. Ancora Firenze da sotto a realizzare, ancora con Niccolò Avellini, parziale aperto di 6-0 per la formazione fiorentina, dunque reduce da 2 successi in fila nelle ultime 2 edizioni del Trofeo Segni. Prova a rispondere Morbegno con il possesso nelle mani del numero 25, si tratta di Ruffoni, cercato in un angolo Cazzaniga, poi si torna fuori da Ruffoni, il palleggio di Ruffoni che è accoppiato con Avellini, il giro sul perno di Ruffoni che viene stoppato da Avellini, allora recupero della Sancat che lancia in contropiede, campo aperto, a realizzare ancora il numero 21 Pietro Morandi a segno da sotto canestro con un facile lay-up. 8-0 allora, inizio bruciante da parte della Sancat Firenze, 8-29 al termine del primo quarto. C'è già un time out, lo ha chiamato la panchina di Morbegno e in particolare coach Pier Giuseppe Del Nero. Riprende il gioco qui al Palasport di Via Talete con Firenze che porta una furiosa zone press sulla rimessa dal fondo da parte di Morbegno, ora costretto a fermare il palleggio il numero 8 Cazzaniga, manovra sul perimetro ora Morbegno con l'uscita dei blocchi da parte di Folzani, ora dentro l'area lo scarico, poi fuori, si torna in punta con Folzani, iniziativa personale da parte del numero 33 Speziale, il tiro di Speziale è ancora un errore, allora parte il contropiede fiorentino con il numero 41 Casamaggi, poi la palla dall'altra parte per l'iniziativa con la mano sinistra a segno fino al capolinea il numero 18 Filippo Vannella, che non avevamo
citato in precedenza nello starting 5 della Sancat Firenze. Qui rischia l'infrazione di campo, poi perde palla il numero 8 di Morbegno, Cazzaniga, palla persa e poi contropiede da parte della Sancat, il fallo speso dallo stesso Cazzaniga e dunque viaggio in lunetta per Nicolò Avellini, che avrà a disposizione 2 liberi per continuare ad allungare questo parziale favorevole alla Sancat Firenze, avanti col punteggio di 10-0 fino a questo momento sulla Pezzini Morbegno. Qui al Palasport di Via Talete a Cagliari, primo libero assegno da parte di Avellini. 11-0, 7:37 al termine del primo quarto, 2-2 per Avellini, 12-0. Allora inizio davvero importante da parte della Sancat, che vuole far sua la terza edizione di fila del torneo segni. Qui il rimbalzo conquistato da Leone per Firenze dopo un altro errore da parte di Morbegno. Allora riparte la formazione allenata da coach Cappelletti. Ora la palla per Casamaggi in punta, l'iniziativa personale da parte di Pannella, poi lo scarico in angolo per Leone, difettosa però la partenza in palleggio da parte di Leone. Infrazione di passi, sempre 12-0 il punteggio che non è cambiato. Ancora Morbegno non è riuscito ad andare a segno nel corso di questa partita. Ora Cazzaniga prova a sgusciare via in mezzo a 2 avversari. Ancora Cazzaniga, la palla in punta per Speziale, poi il tiro dalla lunga distanza lasciato partire dallo stesso Cazzaniga, il pallone sbatte sul ferro e poi si spegne lentamente oltre la linea di fondo. Rimessa dunque per Firenze, 6:56 al termine del primo quarto. La rimessa dal fondo per Leone, che ha già servito il numero 18 Vannella e poi ancora Leone cercato con il taglio verso canestro. Qui infrazione di passi, anzi no, è buono il canestro realizzato da Casamaggi con il passo di incrocio dopo la finta, canestro con fallo per Casamaggi. Allora continua a correre il punteggio per Firenze, 14-0, avere un inizio importante per i bianco-blu fiorentini. Ora dalla lunetta realizza anche il libero aggiuntivo Casamaggi, 15-0, 6:48 al termine del primo quarto. Attacca Morbegno con il numero 25, si tratta di Ruffoni, bloccato però Ruffoni dalla solida difesa della Sancat Firenze, che ne viene fuori ancora senza danni. Prosegue l'imbattibilità della difesa, dunque Toscana attacca ora Firenze con il pallone consegnato all'indirizzo di Vannella. Vannella porta il pallone in zona offensiva, finisce a terra, infrazione di doppio palleggio per Vannella, e questa è la segnalazione del signor Milidi di Quartu Sant'Elena. E ora il signor Puzzulu invece di Cagliari consegna il pallone alla Pezzini, in particolare a Francesco Giumelli. Rimessa già eseguita, ora la partenza in palleggio e lo scarico per il tentativo da 3 punti mandato per aria da Folzani che però non è fortunato nemmeno in questa circostanza. Allora prosegue questo momento di rottura per Morbegno, che ancora non è andato a segno nel corso di questa partita. Qui fermato fallosamente Leone, fallo dunque della difesa, sbatte il ginocchio sul parquet Leone, nulla di grave sembrerebbe per lui, proprio lo stesso Leone che va a eseguire la rimessa dal lato. 6:19 al termine del primo quarto di gioco qui al Palasport di Via Talete. Qui la bella finta e poi il taglio verso canestro con i 2 punti realizzati ancora da Pietro Morandi per Firenze, 17-0. Allora Morbegno ora ci riprova con Ruffoni, giro sul perno da parte di Ruffoni, lo scarico in un angolo dove c'è il numero 18 Giumelli prova a lottare per andare al tiro, attacca con decisione il ferro e subisce il fallo della difesa, fallo che lo manderà in lunetta per 2 liberi. Vediamo se così riesce a sbloccare questo 0 dal tabellone. La Pezzini Morbegno ancora senza punti nel corso di questa partita, finalmente arriva il primo punto, lo manda a segno allora
Francesco Giumelli con il primo libero, 1 su 2 per lui, errore col secondo libero da parte di Giumelli, recupera il rimbalzo Leone ma poi lo perde. Allora la stoppata di Avellini imperiosa sul tentativo di Martinalli, nuovo entrato per Morbegno, altro cambio intanto per la Pezzini con Ruffoni che esce e lascia il campo al numero 9 Matteo Vitali. Time out intanto in campo, lo ha chiamato ancora coach Pier Giuseppe Del Nero. 5:52 al termine del primo quarto, 17-1 il punteggio in favore della Sancat Firenze. Rimessa dal fondo per Morbegno, cercato sotto canestro, ancora Giumelli, fermato però Giumelli, l'ultimo tocco è il suo e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore di Firenze. La rimessa di Leone alza ora la difesa, anche Morbegno, qui lo scarico sotto canestro ancora per Avellini, a segno appoggiandosi al tabellone. 19-1 il punteggio. Questa finalissima del 32esimo trofeo Segni sembra aver già preso un preciso indirizzo. Si sgola in panchina coach Del Nero a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Rimessa dal fondo ancora per Firenze, servito sotto canestro Casamaggi e poi il tentativo dalla lunga distanza con l'errore da parte di Avellini, contropiede a tutta velocità per Morbegno che riesce anche a trovare il primo canestro su azione nel corso di questa partita. L'autore è Francesco Speziale con la canotta numero 33. Allora 19-3 il punteggio, 5:19 al termine del primo quarto. Rimessa ancora per Morbegno che prova a venire fuori da questo inizio terribile, si affida ancora alla regia di Speziale. Speziale attende l'arrivo di un compagno, si tratta in particolare di Giumelli. Giumelli accoppiato con Leone, vediamo se lo attacca dal palleggio. Giumelli si appoggia all'indirizzo del nuovo entrato, si tratta di Martinalli e poi il tentativo in penetrazione da destra con caparbietà, a segno ancora Francesco Giumelli per il quinto punto in questa partita di Morbegno. Qui errore da sotto canestro per Casamaggi, recupera però il rimbalzo Firenze, riesce a rispondere allora Leone dopo il rimbalzo d'attacco conquistato. 21-5 il punteggio, fallo, anzi infrazione di passi da parte di Francesco Speziale che ha anche un gesto di stizza. Rimessa dal lato per Firenze, cambio per coach Del Nero, richiamato in panchina il numero 18, si trattava di Vannella, e sul parquet c'è il numero 28, invece si tratta di Gabriele Luciano. Rimesso in gioco il pallone per Firenze, la partenza in palleggio a sospetta infrazione di passi per Leone. Ora la circolazione sul perimetro e la palla dentro per la ricezione profonda da parte di Leone. Arriva però il fischio del signor Milidi a segnalare un fallo subito dallo stesso Leone. Dunque rimessa dal fondo per Firenze, si prepara un nuovo ingresso in campo, uscirà con il numero 33 Speziale ed entra nuovamente sul parquet il numero 25 Matteo Federico Ruffoni per Morbegno. Rimessa dal fondo per Firenze, il blocco di Leone per smarcare sotto canestro Casamaggi e poi il tiro proprio dello stesso Leone che riesce a trovare un altro canestro. Fisicità di Leone molto importante nel corso di questa partita. 23-5 ora il punteggio, qui a un passo da un altro recupero Firenze riesce comunque in qualche modo a conservare il possesso. La Pezzini che rimetterà in gioco affidandosi ancora a Giumelli, smarcato e riceve ora Martinalli per Morbegno. Il palleggio di Martinalli che cerca un varco per la penetrazione e poi lo scarico all'indirizzo del numero 20, si trattava di Mattia Polidori per Morbegno, errore dall'altra parte. Ora il numero 17 Nicolò Avellini per Firenze ci ha riprovato, ha perso però il pallone. Allora il contrattacco di Morbegno con Vitali, poi palla persa ancora da parte di Morbegno, fase caratterizzata da parecchi errori questa, ha spazio dall'arco Casamaggi, decide però di non prendere il tiro, va dentro in penetrazione il numero 21 Morandi, errore ma arriva poi la correzione dopo il rimbalzo d'attacco, canestro che vale il più 20. Ora Firenze 25-5, altro recupero, davvero indemoniata la formazione toscana in questo avvio, altro recupero direttamente sulla rimessa e altro canestro. 27-5, 3-15 per chiudere il primo quarto e il vantaggio della Sancat Firenze che vuole, come già detto, conquistare il terzo trofeo Segni di fila
qui l'iniziativa da parte di Martinalli per Morbegno, fermato fallosamente però Martinalli. 3 minuti e 3 secondi al termine del primo quarto, finalissima della 32esima edizione del trofeo Antonio Segni dal Palasport di via Talete a Cagliari. Sancat Firenze e Pezzini Morbegno sono in campo a contendersi questo titolo, e la partita che ha già preso un preciso indirizzo, quello della Sancat Firenze in vantaggio dunque col punteggio di 27-5. Qui arresto e tiro da parte di Martinalli, errore, giganteggia ancora sotto le planche Leone che riesce a tirar giù un altro rimbalzo, attacca Nicolò Avellini per Firenze, va a subire il fallo stavolta da parte di Matteo Vitali, per poco non arriva il gioco da 3 punti per Avellini, che potrà comunque andare in lunetta con due liberi dunque per il giocatore in canotta numero 17 della Sancat Firenze. Consegnato ora il pallone da parte del signor Puzzulu di Cagliari, primo libero per Avellini che sbaglia però a cronometro fermo. Intanto non possiamo non notare il fatto che la palestra qui via Talete si è riempita davvero in maniera impressionante, non solo di atleti ma anche di semplici osservatori appassionati che sono venuti a godersi questa finalissima. Non ha tradito certamente le aspettative questa 32esima edizione del trofeo Segni, davvero tanto l'entusiasmo ora sulle tribune del Palasport di via Talete a Cagliari. Intanto seguiamo l'attacco di Morbegno che si affida a Ruffoni, attacca con decisione il canestro Ruffoni e riesce anche a trovare i 2 punti, canestro importante questo quantomeno per il morale di Morbegno, ora sotto di 21 lunghezze sul 28-7. Qui bel crossover da parte del numero 21 di Firenze, Morandi, che però non trova la via del canestro, attacca ancora la formazione bianco-blu, qui sporcata la ricezione, spalle a canestro del nuovo entrato Alfaroli per Firenze, la finta, poi lo scarico fuori, la partenza in palleggio, stavolta è difettosa da parte di Morandi che va a commettere infrazione di passi, 2-12 al termine del primo quarto, 28-7 il vantaggio in favore di Firenze. Sostituzione per coach Cappelletti che richiama in panchina il numero 21 Morandi e manda sul parquet il numero 7, si tratta di Matteo Casati. Rimesso in gioco il pallone per Morbegno con Vitali, la virata da parte di Vitali che porta il pallone in zona offensiva, arriva il blocco di Ruffoni, viene però servito il numero 33 Speziale ancora vuole andare fino in fondo, non trova però il canestro, non trova nemmeno il fischio arbitrale, allora è già ripartita Firenze, stavolta con il numero 28 Luciano, e poi la partenza in palleggio anche qui viziata da un'infrazione di passi, si trattava in questo caso di Edoardo Alfaroli per la Sancat Firenze. 1 minuto e 47 al termine del primo quarto, sempre 28-7 il punteggio in favore della Sancat Firenze. Ruffoni qui stoppato da Leone, il pallone è ancora vivo però e termina nelle mani di Martinalli, errore anche da parte di Martinalli, non riesce a capitalizzare questo possesso Morbegno che però potrà rimettere dal fondo. Prima però c'è da registrare un altro time out. Altro time out dunque nel corso di questa partita, mentre il nostro Andrea Farris giustamente va a rendere omaggio alla imponente cornice di pubblico che abbiamo raccontato anche in precedenza, insomma qui in via Talete davvero tanta gente, tanti atleti, tanti giovani, motivo d'orgoglio questo per la società di Ermanno Iaci. Ancora questa bella panoramica che ci viene offerta dunque dal nostro Andrea Farris. Andiamo a scoprire anche l'altro lato della tribuna di via Talete, addirittura ci sono dei ragazzi seduti su un cornicione praticamente, perché i posti a sedere ormai sono abbondantemente terminati qui in via Talete. Terminato nel frattempo il time out, dunque si può tornare a giocare. 1:36 prima della fine di questo primo quarto di gioco, 28-7 il punteggio in favore di Firenze, dunque più 21 per la compagine toscana.
rimessa dal fondo per la Pezzini, la ricezione da parte di Speziale che poi viene fermato fallosamente secondo gli arbitri dall'intervento di Gabriele Luciano, e dunque Speziale che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Si tratta del primo fallo della partita da parte di Luciano, con Francesco Speziale che è già pronto in lunetta. Primo libero a segno, 8° punto della partita allora per Morbegno, 28-8 il punteggio, mentre si alza dalla panchina dalla formazione valtellinese il numero 18 Giumelli, che è pronto a tornare sul parquet. Errore intanto col secondo libero per Speziale. Già dall'altra parte Firenze, la circolazione sul perimetro, Casati dentro per Leone, si aggrappa sulle sue spalle Ruffoni, che viene sanzionato con il fallo da parte del signor Miliddi di Quartu Sant'Elena, mentre è pronto, come dicevamo in precedenza, il cambio di coach Pier Giuseppe Del Nero. Entrerà dunque Giumelli ed è uscito con il 14 invece Federico Folzani per Morbegno. Leone intanto è già pronto in lunetta per 2 liberi. Primo libero corto da parte del numero 15 dunque di casa Sancat Firenze, Nicolo Leone. Altra chance per Leone, stavolta a segno, 29-8 allora il punteggio, 1-20 per chiudere il primo quarto di gioco qui al Palasport di via Talete. Rimessa dal fondo per la Pezzini, si smarca e riceve in questo momento Vitali che è accoppiato con Casati, porta il pallone in zona offensiva, attende lo smarcamento dei compagni. Vitali, il pallone per Giumelli che rischia di perdere il pallone, lo recupera comunque Ruffoni che cerca un difficile tiro in corsa, rimbalzo ancora catturato da Leone, poi la partenza in contropiede da parte del numero 23 di Firenze, si tratta in particolare di Alfaroli, fermato però dal fallo da parte della difesa. C'è il bonus e dunque si va a tirare con Alfaroli che è pronto dunque in lunetta, pronto a convertire questi liberi. Alfaroli sbaglia il primo libero, uno su 2 per Alfaroli, canestro del 30-8 allora in favore di Firenze. Rimessa dal fondo, è rientrato intanto per Morbegno il numero 14 Federico Folzani, che è andato ad eseguire questa rimessa in gioco. Servito Speziale che cerca di portare il pallone in zona offensiva nonostante la pressione di Luciano. Ora riesce a sgusciare via Speziale, il suo tiro in acrobazia trova fortuna. Canestro allora del meno 20 Morbegno, 30-10 il punteggio, 40 secondi al termine del primo quarto. Qui il tentativo dall'angolo da parte di Alfaroli, arriva l'errore, infrazione di passi qui abbastanza evidente del nuovo entrato di Morbegno, si tratta di Emilio Bulanti. E rimessa dal fondo allora per Firenze che manda a eseguire la rimessa a Casati, la ricezione da parte di Alfaroli che prova a sfruttare la differenza di centimetri con Vitali, va dentro con energia ad attaccare il canestro. Fallo della difesa e dunque altri 2 liberi per Alfaroli quando mancano 31 secondi al termine del primo quarto. Errore dalla lunetta da parte di Alfaroli, sempre 30-10 il punteggio, mentre c'è la partenza di Speziale, un altro pallone in campo e allora interrotto prontamente il gioco da parte dei 2 arbitri, gioco che ora potrà riprendere. Diciamo gioco che può riprendere con la rimessa per Morbegno, l'ha eseguita Giumelli che ha servito Speziale come sempre contro Luciano, porta il pallone in zona offensiva, attende lo smarcamento dei compagni, il taglio di Vitali che però non riceve, allora deve fare tutto da solo Giumelli circumnaviga praticamente l'area, non trova fortuna con il tiro in corsa, ancora Speziale ci prova in mezzo a una selva di maglie blu, non trova il canestro, non lo trova nemmeno Giumelli dopo il rimbalzo d'attacco. Allora il primo quarto finisce qui, Sancat Firenze
avanti sulla Pezzini Morbegno dopo i primi 10 minuti di gioco con il punteggio di 30-10. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi il secondo quarto. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto di gioco qui al Palasport di Via Talete, 30-10 il punteggio in favore della Sancat Firenze sulla Pezzini Morbegno dopo i primi 10 minuti di gioco. Vantaggio dunque già imponente per la compagine toscana che cerca di far su il terzo trofeo segni di fila. Non è d'accordo però la Pezzini Morbegno, non si vuole arrendere con così largo anticipo, infatti manda a segno il canestro Matteo Vitali, manda a segno il tiro da fronte al canestro Matteo Vitali, qui fermato fallosamente il tentativo di Mattia Casamaggi da sotto canestro. Casamaggi che potrà andare in lunetta con 2 liberi per cercare immediatamente di rispondere al canestro realizzato da Vitali. Intanto un fischio arbitrale, cambio, esce proprio Vitali, entra con il numero 8 Cazzaniga, torna in campo dunque Cazzaniga. Sul parquet con il numero 10 per la Pezzini Morbegno c'è anche un altro nuovo entrato, si tratta di Jacopo Nicolini con la canotta numero 10. Intanto errore con il primo tiro a cronometro fermo da parte di Casamaggi, avrà un'altra occasione dalla lunetta Casamaggi che realizza dunque 1 su 2 per Casamaggi, e allora ci riprova Morbegno ancora con Speziale, si ferma Speziale, attende Giumelli che prova a prendere la penetrazione con la mano destra, si palleggia su un piede sfortunato in questo caso Giumelli che finisce col perdere il pallone. Leone a eseguire la rimessa per Firenze, ha servito il numero 21 Morandi, poi il pallone all'indirizzo di Avellini, la rimessa in attacco sarà ancora dunque per la formazione toscana. È pronto a eseguire lo stesso Avellini che attende lo smarcamento dei compagni, riceve Leone si divincola dalla pressione di Giumelli, lo scarico poi per Avellini, qui anche Avellini finisce col perdere il pallone. L'ultimo tocco però è stato di Folzani per Morbegno, allora rimessa dal lato stavolta per Firenze, ancora Avellini a eseguire la rimessa dal lato, servito Morandi, poi la circolazione sul perimetro con Vannella, si va sotto ancora da Leone, fattore importante nel corso di questa partita, ragazzo che ha indubbio impatto dal punto di vista fisico, sotto le planche ha pressoché dominato nel corso di questo primissimo scorcio di partita. Allora Nicolo Leone per Firenze, 33-12, 8,56 all'intervallo lungo, il vantaggio eloquente in favore della Sancat Firenze, ma Morbegno non ci sta, va a eseguire la rimessa dal fondo Giumelli, il fischio arbitrale a sancire la ripresa del gioco con Cazzaniga che provava a smarcarsi, ancora una rimessa per Morbegno, stavolta dal lato. A eseguire la rimessa sarà Giumelli, si smarca e riceve in questo momento il numero 33 Speziale, poi la partenza in palleggio da parte di Cazzaniga che prova a mandare per aria il tiro, lo manda a segno Cazzaniga, canestro, 14° punto della partita per Morbegno. Qui l'anticipo da parte di Vannella sulla rimessa, direttamente sulla rimessa, ancora una rimessa per Morbegno con Speziale che va a ricevere il pallone, la pressione da parte di Morandi, Speziale conduce il pallone in zona offensiva, si affida poi a Giumelli che va a scontrarsi però contro il muro difensivo eretto da Firenze. Qui la deviazione sul pallone da parte del numero 18, si tratta di Vannella sempre per Firenze, allora Giumelli a rimettere in gioco per Morbegno. Prova a strappare il pallone, ci riesce Leone che poi dà l'indirizzo del numero 41 Casamaggi, poi Avellini che va a pescare Leone con la ricezione profonda, lo scambio tra i due creato lo spazio per il tiro da 3 punti mandato a segno da Morandi, canestro del 36-14 per Firenze. 8 minuti e 5 secondi al termine del primo tempo qui al Palasport di Via Talete.
deviazione sulla rimessa e Firenze che torna in possesso del pallone. È stato il fallo e questa è la segnalazione del signor Miliddi. Rimessa dal fondo, trovato, smarcato sotto canestro Avellini che però sbaglia, ennesimo rimbalzo da parte di Leone che sbaglia una prima volta, sbaglia anche una seconda volta, rimbalzo di Casamaggi, la stoppata da parte dei Giumelli sul perimetro, ci prova stavolta il numero 17 Avellini, errore, rimbalzo conquistato però da Casamaggi, tantissima energia per Firenze nel corso di questa partita. Ora lo scarico per Leone, bello il taglio verso canestro da parte di Avellini che va a segno, applaudito da tutta la sua panchina. Coach Cappelletti ha pronto intanto un cambio, tornerà sul parquet Alfaroli, altra palla buttata sulla rimessa da parte di Morbegno che ha pronto un doppio cambio con il numero 15, si tratta di Giorgio Bonartini che fa il suo ingresso in campo, torna sul parquet anche Ruffoni per Morbegno, rimessa dal fondo per Firenze, ennesima palla conquistata dunque su un errore in fase di rimessa da parte di Morbegno. Sul pallone ora Morandi che cerca di prendere la linea di fondo, lo scarico e poi la circolazione ottima per Firenze con il numero 18 Vannella che è stato messo in ritmo, ancora Vannella che torna in possesso del pallone, attende lo smarcamento dei compagni, si propone Casamaggi, vuole però la ricezione da parte di Leone, Leone stavolta non può arrivare sulla sfera, allora recupera Morbegno che è già dall'altra parte con il tiro da 3 punti mandato per aria e realizzato allora da parte di Ruffoni, canestro del 38-17, prova ad accorciare ora Morbegno sul meno 21. Qui palla persa, un'altra da parte di Firenze, stavolta Leone nonostante il tentativo non riesce a far suo questo pallone. C'è una situazione da chiarire al tavolo degli ufficiali di campo per coach Cappelletti, intanto è stato chiamato un time out, allora noi andiamo a prenderci un'altra pausa. Terminato il time out allora si torna a giocare in via Talete, 38-17 il vantaggio della Sancat Firenze sulla Pezzini Morbegno che è in attacco allora con Speziale che mostra buone doti di ball handling, qui però rischia di perdere il pallone, ancora il palleggio insistito da parte di Speziale, poi il passaggio consegnato di Vitali all'indirizzo del numero 25 Ruffoni che tenta l'iniziativa personale, viene fermato fallosamente da parte della difesa con un giocatore della Sancat Firenze che è rimasto a terra, probabilmente colpito in maniera fortuita in occasione del tentativo di Ruffoni, rimane a terra. Ora viene soccorso dal dirigente accompagnatore della Sancat Firenze, nulla di grave, si trattava del numero 21 Morandi, rimasto a terra, diciamo nulla di grave per lui che si rialza tra gli applausi del pubblico del Palasport di via Talete, uscirà momentaneamente per rifiatare allora Morandi, sostituito dal numero 7 Casati, mentre Ruffoni è pronto in lunetta a eseguire i due liberi. Primo libero sbagliato da parte di Ruffoni, altra chance allora per il numero 25 della Pezzini Morbegno, 0 su 2 per Ruffoni, recuperato il rimbalzo tanto per cambiare da Leone. Allora dall'altra parte Firenze perde il pallone, lo recupera in qualche modo Casamaggi che tenta di andare dentro con la mano sinistra, ultimo tocco della difesa e rimessa dal fondo in favore di Firenze. Andrà a eseguire la rimessa Casati, fallo intanto, vediamo se della difesa o dell'attacco, fallo dell'attacco probabilmente, sembra essere stata questa la segnalazione del signor Mili di blocco irregolare e dunque Morbegno che torna in possesso del pallone con Ruffoni che prima però deve allacciarsi una scarpa e allora prosegue questa piccola interruzione nel gioco. 6-16 al termine del secondo quarto, 38-17 il punteggio, sempre più 21 Sancat Firenze sulla Pezzini Morbegno nella finalissima della 32esima edizione del trofeo Segni qui dal Palasport di via Talete a Cagliari. Altra interruzione del gioco, stavolta per un fallo che manderà in lunetta probabilmente un giocatore di Morbegno, anzi no, c'è una rimessa dal fondo
questa è l'indicazione dei due arbitri. Rimessa dal fondo per Morbegno, va a incaricarsene Ruffoni, vuole ricevere Vitali, c'è invece il possesso in punta per il playmaker della Pezzini, si tratta di Speziale, poi il taglio dentro con la ricezione da parte del numero 14 Folzani, si torna in punta con il numero 15 Bonartini e poi il numero 9 Vitali che cerca di vincolarsi dalla pressione dell'avversario, riesce a mandare a segno un bel tiro piazzato dopo lo step back, canestro che vale alla Pezzini il 19° punto di questa partita contro i 38 segnati dalla Sancat, che però non riesce a realizzare ormai da qualche tempo. Ora il pallone sul perimetro per Luciano che provvede allo scarico fuori per Casamaggi da 3 punti a segno. Casamaggi, canestro del 41-19, 5:20 invece al termine del secondo quarto di gioco qui al Palasport di via Talete a Cagliari, con tanta gente che continua ad arrivare, tanto pubblico che continua ad assieparsi sulle gradinate, direi già stracolme, qui dalla palestra del CEP a Cagliari. Girandola di cambi intanto con la Pezzini che manda sul parquet il numero 6 Davide Martinalli e il numero 11 Dylan Socimarro. Liberi intanto per Morbegno con Matteo Vitali che ha mandato a segno il suo primo tiro a cronometro fermo. 2 su 2 per Vitali, 41-21, più 20 Sancat Firenze. Altro cambio per Morbegno con la sostituzione, l'avvicendamento tra Ruffoni e il numero 18 Giumelli. Rimesso in gioco il pallone da Firenze con Morandi che è tornato nel frattempo sul parquet. Il pallone per Casati, palleggio, arresto e tiro da parte di Casati che non trova però neanche il ferro, e allora Morbegno che torna in possesso del pallone. 4:58 prima della pausa lunga, il pallone gestito da Martinalli poi lo cede a Giumelli è accoppiato con Casamaggi, il pallone fuori per Martinalli che parte in palleggio, scarica in un angolo in direzione del numero 14 Folzani. Ancora l'iniziativa da parte di Vitali che cerca di seminare Casati, arresto e tiro errato però da parte di Vitali. In questo caso qui una piccola incomprensione a rimbalzo tra i giocatori della Sancat, riesce comunque a partire il contropiede fiorentino con Casamaggi che però decide di rallentare il ritmo delle operazioni. Ora in punta Morandi cerca la ricezione profonda da parte di Avellini che però aveva commesso un'infrazione di 3 secondi offensivi. La timida protesta da parte del coach della Sancat Cappelletti che va a chiarirsi con Puzzulu, con il signor Puzzulu di Cagliari che ha fischiato dunque questa infrazione. Recupera intanto il pallone Firenze con Casati, passaggio dietro schiena per Casamaggi, a segno con il piazzato fronte al canestro. Qui bel contropiede molto ben giocato da parte della Sancat Firenze. 43-21 ora il punteggio, 3:55 alla conclusione del secondo quarto. Attacca Morbegno con il tentativo dalla lunghissima distanza da parte di Folzani che ha colto però solamente il tabellone, recupera e realizza poi dopo il rimbalzo d'attacco la Pezzini Morbegno che torna dunque sotto di 20, 43-23, infrazione quindi palla accompagnata da parte di Avellini. E dunque Morbegno che recupera un altro pallone dopo questa infrazione. Prima della ripresa del gioco però ci sarà un altro time out in campo. Rimessa dal lato per la Pezzini Morbegno con Giumelli che ha servito Vitali, il palleggio di Vitali che porta il pallone in zona offensiva, lo cede poi all'indirizzo di Martinalli che parte in palleggio con la mano destra, finisce a terra, c'è il fallo. Secondo gli arbitri fallo commesso dal numero 44 di Firenze, nuovo entrato, si tratta di Giulio Romeni, il primo fallo della sua partita. E viaggio in lunetta allora per Davide Martinalli. Segna il primo libero Martinalli. 43-24 il punteggio
2 su 2 per Martinalli, 43-26, 1 su 2 scusate per Martinalli, 3-18. Al termine del secondo quarto attacca Firenze con il numero 17 Avellini, che ha sbagliato però in questo caso il tiro. Allora ha già recuperato proprio Martinalli, che prova ad avventurarsi nel pitturato della Sancat Firenze, gli strappa via il pallone però Luciano che poi va a subire il fallo che dovrebbe essere stato commesso dal numero 20 della Pezzini, Mattia Polidori. Rimessa dal lato allora per Firenze con lo stesso numero 28 Gabriele Luciano, che va a incaricarsi della rimessa, cede poi all'indirizzo di Morandi, il pallone in punta per Avellini e poi Romeni. Ora lo scarico fuori per il tiro da 3 punti, sbagliato però da parte di Luciano, e allora riparte Morbegno, stavolta con Giumelli porta il pallone in zona offensiva, poi Martinalli si avventura anche lui nel pitturato della Sancat Firenze e va a portare a casa un fallo della difesa, fallo che lo manderà in lunetta, dunque con altri 2 tiri liberi. 2:33 al termine del primo tempo di gioco qui al Palasport di Via Talete a Cagliari. Primo libero a segno intanto per Martinalli, 43-27 il punteggio. Directasport.it, sardegnasport.com in sinergia anche quest'oggi dal Palasport di Via Talete. Giornata lunghissima, giornata di finali questa, con il titolo femminile già assegnato alle padrone di casa dell'Astro Cagliari. Ora il titolo maschile che andrà a una tra Sancat Firenze e Pezzini Morbegno. Intanto errore col secondo libero da parte di Martinalli, vola a rimbalzo Giumelli, il pallone che torna in punta per Martinalli, che prova a battere la difesa dal palleggio, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo di Giumelli che corregge poi aiutandosi col tabellone. 43-29, prova ad accorciare ancora la Pezzini, che pian piano comunque sta cercando di impensierire Firenze. Ora il tiro di Morandi sbagliato, vola a rimbalzo Avellini, ripropone in direzione di Casamaggi attende lo smarcamento dei compagni, taglia dentro Morandi, non viene però servito, ora va dentro Avellini, fallo della difesa, fallo che manderà in lunetta allora Avellini quando manca 1 minuto e 56 secondi al termine del secondo quarto di gioco qui al Palasport di Via Talete. Il punteggio vede avanti Firenze col punteggio di 43-29. Ovviamente salutiamo tutti coloro i quali ci stanno seguendo da casa in questo momento, in particolare ovviamente tutti coloro i quali ci stanno seguendo da Morbegno e da Firenze. Errore intanto col primo libero da parte di Avellini, avrà ancora un'altra chance Avellini che fa 1 su 2, 44-29. È Speziale a condurre questa nuova azione per Morbegno. Qui il passaggio dentro per l'iniziativa da parte di Polidori, errore però di Polidori, prova a strappare via il rimbalzo Bulanti per Morbegno, è già partito però il contropiede di Firenze con Casamaggi che percorre tutto il campo coast to coast, va a tirare con la mano destra, fermato però dal fallo della difesa, fallo che lo manderà in lunetta per 2 liberi, dunque avrà l'occasione di spingere ancora sull'acceleratore la Sancat. Errore però col primo libero da parte di Casamaggi. Zero su 2 per Casamaggi, si lotta a rimbalzo, lo recupera ancora la formazione fiorentina e allora arriva il canestro, stavolta da parte di Avellini, canestro che vale il 46-29. 1 minuto e 25 ora al termine del secondo quarto. Qui un fischio arbitrale sulla penetrazione di Martinalli, fallo della difesa, mentre è pronto a tornare sul parquet Alfaroli per Firenze. Vedremo chi sarà il giocatore deputato a uscire in questo caso. Martinalli invitato ancora in lunetta dalla difesa della Sancat Firenze, manda a segno il primo libero che vale anche il punto numero 30 per Firenze. Ancora Martinalli in lunetta, 2 su 2,
questo caso per lui. Allora meno 15 Morbegno, 46-31, ha ripreso fiducia la formazione di coach Pier Giuseppe Del Nero, che ora però deve difendere contro questa iniziativa da parte di Avellini. Arresto e tiro vincente da parte di Avellini, ancora dunque 2 punti per lui, 48-31 ora il punteggio. 1 minuto ancora per chiudere questo secondo quarto. Attacca Morbegno con il numero 23 Bulanti, viene però stoppato e allora Casamaggi prova a partire in contropiede. C'è però il recupero difensivo da parte di Speziale, che non riesce però a mantenere in gioco il pallone ancora appannaggio di Firenze con il numero 44 Romeni, che prova a smarcarsi qui, rischia l'infrazione di campo. Firenze riesce comunque a evitarla il numero 23 Alfaroli. È arrivato poi l'errore da parte di Firenze, allora Morbegno ancora in attacco con Speziale a gestire dal palleggio. Giumelli ora prova la partenza in palleggio contro Casamaggi, poi la palla in angolo per il tiro mandato a segno ancora da parte di Martinalli, che sta tenendo in piedi Morbegno in questa fase della partita. Ora meno 15 per la compagine allenata da coach Del Nero, 19 secondi al termine del secondo quarto di gioco. La circolazione sul perimetro, ora Romeni va a cercare in punta il numero 18 Vannella che poi si avventura anche lui in mezzo alle maglie della difesa della Pezzini, potrà usufruire di una rimessa dal lato. Allora Firenze che va a eseguire con Alfaroli il pallone per Avellini e poi il tiro dalla lunga distanza da parte di Alfaroli, che trova però solamente il primo ferro. Tentativo sulla sirena da parte di Giumelli, che però non è fortunato. Allora finisce qui il primo tempo della finalissima della 32esima edizione del trofeo Segni. La Sancat Firenze è avanti sulla Pezzini Morbegno col punteggio di 48-33 dopo i primi 20 minuti di gioco. Noi ci prendiamo una pausa e poi torniamo nuovamente in diretta, pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Inizia il terzo quarto della finalissima del 32esimo trofeo Segni. Sancat Firenze e Pezzini Morbegno sono in campo. Il punteggio vede avanti la Sancat Firenze sul 48-33 dopo i primi 20 minuti di gioco. Una partita che la Sancat è stata brava a indirizzare sui propri binari fin dalle primissime battute, ma che Morbegno ha poi rimesso in piedi nel corso soprattutto del secondo quarto, riportandosi poi sul meno 15 dopo essere stata sotto per larghissimi tratti anche di 20 e più lunghezze. Qui l'attacco di Morbegno proprio con Martinalli, il recupero da parte di Casamaggi che va dentro ad attaccare il canestro, arriva l'errore, il rimbalzo conquistato da Vannella e poi il contrattacco da parte di Morbegno con Giumelli che prova ad andare fino in fondo, viene però fermato da parte della difesa. Il tocco sul pallone, non c'è fallo, c'è semplicemente una rimessa dal fondo per Morbegno. Qui esce malamente dalle mani di Giumelli il pallone che era indirizzato a Ruffoni, errore dunque sulla rimessa da parte di Morbegno e Avellini che va a rimettere in gioco per Firenze. Come avrete notato, insomma, nel corso di questa finale del torneo maschile non si segue la regola classica del trofeo Segni, quella che vuole 15 minuti di partita per due tempi, ma in questo caso nelle finali si segue il regolamento FIP classico, ovvero 4 periodi da 10 minuti ciascuno e il bonus al quinto fallo di squadra, non a 6 come invece era stato in altre circostanze. Intanto c'è un
un giocatore della Sancat che è terminato a terra probabilmente con un problema alla caviglia. Si tratta del numero 41 Mattia Casamaggi, dolorante alla caviglia destra, viene soccorso in questo momento da compagni e avversari, momento di apprensione per Casamaggi, probabilmente ha messo male la caviglia cadendo il giocatore in canotta numero 41. Viene portato ora il ghiaccio, rimesso in piedi Casamaggi che zoppica e raggiunge in questo modo la sua panchina. Ora anche coach Del Nero di Morbegno va a portarlo a braccia in panchina. Una bella immagine questa, gli applausi per Casamaggi che speriamo di poter rivedere in partita più avanti. Arriva ora il ghiaccio sulla sua caviglia, speriamo davvero non sia nulla di grave. Rimesso in gioco il pallone intanto per Morbegno con Speziale dal palleggio, ancora Speziale accoppiato con il numero 28 Luciano che gli soffia il pallone, poi contropiede da parte di Luciano che trova lo scarico sotto canestro, realizza con il fallo Pietro Morandi per la Sancat Firenze. Potenziale gioco da 3 punti per la compagine, dunque Fiorentina a 8:35 dal termine del terzo quarto, 50-33 ora il punteggio, prova a chiuderla praticamente già nel corso di questo terzo quarto. Firenze sempre avanti, ricordiamo nel corso di questa partita, canestro intanto per Morandi, allora 51-33 il punteggio, mentre attacca Morbegno con Martinalli dal palleggio, la difesa da parte di Vannella, ora ci prova Giumelli per Morbegno, la partenza in palleggio da parte di Folzani, l'errore da parte di Folzani e allora riparte Firenze con il pallone profondo a cercare Vannella. Vannella esce fuori dall'arco dei 3 punti, viene caricato irregolarmente da parte di un avversario, dunque si rimane in attacco con Firenze che potrà usufruire di una rimessa dal lato per Firenze con Leone che va a eseguire, cercato e trovato in punta Morandi e ora fa circolare in direzione di Avellini. Avellini poi torna sul pallone, va a tentare di strapparlo contro Giumelli, chiamata la palla contesa e la freccia che indica la direzione della metacampo offensiva di Morbegno. Morbegno che ha già rimesso in gioco con Speziale che porta il pallone dunque in zona offensiva, su di lui la difesa da parte di Luciano, ancora Speziale con la mano destra prova ad attaccare e ad andare fino in fondo. Qui il tiro da parte del numero 25 Ruffoni per Morbegno, tiro che non ha colto nemmeno il ferro, intanto aveva segnato Avellini, però prima c'era stata un'infrazione di passi da parte del numero 25 della formazione valtellinese, rimessa dal lato con Martinalli a ricevere. Prima però c'è da eseguire un cambio, è uscito Speziale, è tornato sul parquet Vitali per Morbegno, è proprio Vitali che va a ricevere questa rimessa. Vitali porge poi il pallone all'indirizzo di Giumelli, si fa vedere Ruffoni, riceve invece Folzani. Ora la partenza in palleggio da parte di Vitali, Vitali che torna in punta per Martinalli, Martinalli si fa soffiare il pallone dal ritorno difensivo da parte di Vannella e poi il contropiede da parte di Avellini che deposita un facile layup, canestro del più 20 Firenze sul 53-33. 7 minuti intanto al termine del terzo quarto, mentre attacca Giumelli contro 2 avversari, riesce a trovare un fischio arbitrale, fischio del signor Milidi di Quartu Sant'Elena che lo spedisce in lunetta per 2 liberi. Doppio cambio intanto per la Pezzini, sono pronti a tornare in campo con il numero 8 Cesare Cazzanighe, con il numero 20 Mattia Polidori. Pronto in lunetta intanto Giumelli che avrà a disposizione 2 liberi per riportare sul meno 18 Morbegno. Primo libero sbagliato però da parte
di Giumelli, 1 su 2 per lui. Tanto vi ricordiamo che siamo in diretta non solo dal Palasport di Via Talete a Cagliari quest'oggi, ma anche da Olbia, dal Geopalace di Olbia, dove l'Ermea Olbia è in campo per il campionato di Serie A2 femminile di volley, una partita questa che vi stiamo proponendo in diretta appunto sui nostri schermi, su direttasport.it, su sardegnasport.com. Intanto torniamo a seguire la partita perché Giumelli è stato sanzionato per una infrazione di passi sulla partenza in palleggio. 6:34 al termine del terzo quarto, 53-34 il punteggio in favore della Sancat Firenze. Ora con l'iniziativa dal palleggio da parte di Morandi, poi il pallone per Avellini che sbaglia dalla media distanza, si lotta a rimbalzo. L'ultimo tocco secondo gli arbitri è stato del numero 15 Leone della Sancat Firenze, rimessa dal lato di cui si va a incaricare Polidori. Il pallone poi all'indirizzo di Speziale che lo porta in zona d'attacco, ancora Speziale, il taglio di Polidori non viene servito, il tiro di Speziale sbagliato, si lotta a rimbalzo, fa su il pallone Vannella che ora prova a portarlo in zona offensiva contro la pressione da parte di Cazzaniga. Il pallone ora su un lato per Avellini, si torna in punta dove c'è il numero 21 appunto Morandi, l'errore, poi Leone riesce a correggere a rimbalzo e a realizzare il più 21. Allora Sancat Firenze sul 55-34, 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto, mentre attacca Speziale dal palleggio contro Morandi, ancora Speziale con la mano sinistra, stavolta stoppato da parte di Morandi, recupera il pallone Leone che poi prova a condurre in prima persona anche l'azione di contropiede, fermato dal fallo di Polidori. Cambio intanto per Firenze, tornerà sul parquet il numero 23, si tratta di Alfaroli. Vediamo chi uscirà, esce con il numero 28 Luciano, cambio anche per la Pezzini, torna sul parquet Ruffoni, è uscito invece con il 18 Giumelli. Rimessa dal lato per Firenze, si smarca e riceve in questo momento il numero 18 Vannella, poi il pallone che torna in punta per Avellini, il tentativo alzando la parabola da parte di Avellini che però non trova la giusta misura, da fronte a canestro. Allora Speziale a servire Vitali, arresto e tiro di Vitali, secondo ferro, rimbalzo di Leone e poi prova a partire il contropiede di Firenze, molto ben giocato con Alfaroli che però non trova il canestro da sottomisura. Qui la deviazione sporca la linea di passaggio Avellini, rimessa in attacco per Morbegno dal lato, Polidori va a eseguire la rimessa in gioco. Il pallone ricevuto da Speziale che ha accoppiato con Morandi, ancora Speziale in mezzo alle gambe, prova a prendere la penetrazione da sinistra, costretto allo scarico però in direzione di Cazzaniga. L'ultimo tocco è stato di Vannella e dunque rimessa ancora in attacco per Morbegno. 4:43 intanto allo scadere del cronometro del terzo quarto di gioco. Il pallone ora all'indirizzo di Vitali, ancora Vitali all'attaccare dal palleggio Alfaroli, cede poi all'indirizzo di Cazzaniga, ci prova ora Cazzaniga, tiene bene lo scivolamento difensivo anche in questo caso Vannella. Ora Ruffoni a tutta velocità a prendere il centro dell'area, trova il fallo della difesa, fallo commesso da Avellini se non ho visto male, e dunque viaggio in lunetta anche per Matteo Federico Ruffoni, 2 liberi anche per lui. 4:28 al termine del terzo quarto, 55 Sancat Firenze, 34 Pezzini Morbegno. Errore col primo libero da parte di Ruffoni. Pronto intanto a tornare sul parquet per Morbegno il numero 10 Nicolini, 0-2 per Ruffoni, si lotta a rimbalzo con Ruffoni che torna sul pallone e riesce a mandare a segno il lay-up da sotto. Tanto altro recupero per Morbegno che non si vuole arrendere, qui lo scarico di Speziale per Ruffoni che però non trova il canestro. Ancora un recupero per Morbegno che ora si affida a Vitali, ancora Ruffoni, la finta di tiro, la partenza in palleggio, il giro sul perno
la stoppata da parte di Leone che manda il pallone oltre la linea laterale. Cambio per Morbegno, torna Nicolini sul parquet, esce Vitali e Morbegno ancora in attacco con la rimessa dal fondo eseguita da Speziale. Si propone Polidori che però non riceve invece il pallone Cazzaniga che prova ad attaccare dal palleggio il suo diretto avversario, si trattava di Alfaroli. Poi la stoppata sul tentativo da 3 punti da parte di Ruffoni, il contropiede di Firenze con Alfaroli fermato fallosamente da Speziale. Allora 2 liberi anche per Alfaroli. 3:45 al termine del terzo quarto, 55 Sancat Firenze, 36 Pezzini Morbegno, 2 liberi per Alfaroli. Sbagliato il primo libero da parte di Alfaroli, non cambia dunque il punteggio per la Sancat Firenze che rimane a 55, ora 56 contro i 36 punti segnati da Morbegno. Dunque ripristinato il più 20 per la compagine fiorentina che ora va a recuperare il pallone. Avellini a perfezionare appunto il recupero e poi c'è lo scarico di Morandi. Torna in punta ancora con Avellini che ha spazio per il tiro da 3 punti, è corto, rimbalzo di Leone che manda a segno il canestro del 58-36, 3:20 al termine del terzo quarto. Problemi qui sulla rimessa ancora per Morbegno, buttato via un altro pallone dalla formazione giallonera. Intanto c'è il fischio arbitrale prima della ripresa del gioco. C'è da eseguire un cambio, torna sul parquet Casati per Firenze, rimessa dal lato per la Pezzini con Ruffoni a eseguire all'indirizzo di Speziale dal palleggio proprio contro Casati. Ora il pallone per il numero 8, si tratta di Cazzaniga, perso però il pallone da Morbegno. Casati, ora Leone che arriva a tutta velocità, va con il tiro da sottomisura, sbaglia però Leone con questo tentativo. Qui fallo su Ruffoni, fallo commesso da Alfaroli, mentre nulla di grave probabilmente per Casamagi che prova a corricchiare a bordo campo. Risolto evidentemente il problema alla caviglia destra che lo aveva costretto a uscire in precedenza. Non ci sono espressioni di dolore sul suo volto. Casamagi che potrà dunque tornare molto probabilmente a giocare nel corso di questa partita. Intanto è eseguita la rimessa per Morbegno con la ricezione da parte di Vitali. Ora il passaggio in direzione di Ruffoni e poi in punta nuovamente da Cazzaniga. Ora Vitali prova a prendere il centro dell'area, il suo tiro un arcobaleno in corsa, trova però solamente il secondo ferro. Ora il pallone per Avellini che ha accoppiato con Ruffoni, il taglio dentro di Leone che riesce a mandare a segno questo altro canestro, stavolta quasi di tocco, il punto numero 60 per Firenze contro i 36 di Morbegno. Ora Ruffoni dal palleggio deve inventarsi qualcosa, chiude il palleggio, torna in punta dove c'è il numero 14 Folzani e poi un airball con Firenze che torna così in possesso del pallone. Esce Leone, torna sul parquet Gabriele Luciano per dunque Firenze, cambio anche le fila della Pezzini con Ruffoni che esce e torna sul parquet Francesco Giumelli. Intanto è eseguita la rimessa allora anche da parte di Firenze, il pallone in punta e poi sul lato per Avellini che prova a pescare dentro il numero 28, si tratta di Luciano che va dentro col tentativo di layup, viene fermato fallosamente da parte della difesa, potrà andare in lunetta anche lui con 2 tiri liberi. Errore col primo libero da parte di Luciano, 1:53 al termine del terzo quarto. Errore anche col secondo libero da parte di Luciano, ma c'è il rimbalzo da parte di Alfaroli, ancora un errore qui da parte di Luciano, recupera Morbegno con il tentativo stavolta di Cazzaniga a tutta velocità ad attaccare il canestro, costretto ad allargare la sua posizione, finisce a terra
Casati, che però è andato a commettere fallo su Cazzaniga, che potrà andare dunque in lunetta con 2 liberi a 1:39 dal termine del terzo quarto. Discussioni intanto tra gli arbitri e la panchina di Firenze sull'amministrazione di questo fallo. Non c'era il bonus, erano stati indicati in un primo momento i 2 liberi in favore di Cazzaniga. Ci sarà invece rimessa dal lato perché non era in azione di tiro il giocatore della Pezzini, e dunque rimessa dal lato di cui si va a incaricare Folzani all'indirizzo di Vitali. Vitali lo scarico in un angolo per Giumelli, che però non riesce a tenere lì il pallone. Le indicazioni di coach Cappelletti all'indirizzo di Avellini. Già rimesso in gioco il pallone con Vannella che dirige le operazioni in zona offensiva. Serve poi Avellini. Uno sguardo di Avellini verso il centro dell'area, prova a smarcarsi e ora riceve Alfaroli, che però non riesce a correggere a canestro questo passaggio del compagno. Si rimane su 60-36 in favore della Sancat Firenze. 1:13 per chiudere il terzo quarto. Altro fischio arbitrale e stavolta sì, evidentemente c'è il bonus che manda dunque in lunetta con 2 liberi Federico Folzani della Pezzini Morbegno. Sbaglia il suo primo libero Folzani. Zero su 2 per Folzani. Ora pallone vagante su quale si avventa Luciano e poi Casati a servire Avellini. La partenza di Avellini, lo scambio ancora con Casati, si torna in punta da Vannella, il taglio ottimo dentro da parte di Alfaroli, che stavolta con la mano sinistra non sbaglia e recapita a canestro. Il punto numero 62 per Firenze. 62-36 il punteggio, 45 secondi al termine del terzo quarto. Il tiro piazzato dall'angolo per Giorgio Bonartini, che non trova però fortuna, allora attacca Avellini. Il tiro da 3 punti, se non ho visto male, anzi da 2 punti per Casati. 64-36, 21 secondi al termine del terzo quarto. Palla persa, un po' di sconforto ora da parte della Pezzini di Morbegno, abbondantemente sotto nel punteggio. Può chiudere il terzo quarto sopra di 30 lunghezze la Sancat Firenze, ma c'è questo recupero da parte di Giumelli che va a tutta velocità. Voleva il gioco da 3 punti, non riesce però nel suo intento, dovrà accontentarsi di 2 tiri a cronometro fermo Giumelli. Sbagliato il primo libero da parte di Giumelli. 9 secondi al termine del terzo quarto. Errore anche col secondo libero da parte di Giumelli. Vediamo se Firenze riesce a prendere l'ultimo tiro. Qui Alfaroli prova ad andare fino in fondo, sbaglia però da sotto canestro. Lotta a rimbalzo Luciano, l'ultimo tocco esatto di un giocatore di Firenze. Allora c'è ancora 1 secondo e mezzo praticamente da giocare nel corso di questo terzo quarto. Vitali però decide di non prendere nemmeno la preghiera dalla lunghissima distanza, e allora dopo 30 minuti di gioco la Sancat Firenze è avanti sulla Pezzini Morbegno con il punteggio di 64-36. Noi ci andiamo a prendere un'altra piccolissima pausa e poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi l'ultimo quarto di gioco. Iniziato l'ultimo quarto di gioco della finalissima del 32esimo trofeo Segni Sancat Firenze Pezzini Morbegno in campo. 64-36 dominio toscano nel corso dei primi 3 quarti di gioco, e il trofeo Segni sembra avere già un padrone per il terzo anno di fila. Salvo disastri, la Sancat Firenze andrà ad aggiudicarsi
Dunque questo prestigioso torneo tra i più antichi e prestigiosi appunto del panorama cestistico sardo. Ci sono però ancora 10 minuti di gioco interessantissimi da vivere. Allora ve li andiamo a raccontare con le immagini di Andrea Farris, la voce di Roberto Rubio al microfono. Attacca Morbegno con il pallone in punta, c'è sul pallone Ruffoni. Ora il servizio all'indirizzo di Vitali accoppiato con Casati, prova la partenza in palleggio. Vitali, il pallone ora all'indirizzo di Speziale, la partenza a spalle a canestro di Speziale, arresto di tiro sbagliato, a rimbalzo va forte Leone, riesce a recuperare la sfera. Casati all'indirizzo di Vannella, l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Pezzini e dunque rimessa dal lato in favore di Firenze. Rimessa dal lato di cui si va a incaricare Leone, che ha conquistato in precedenza il rimbalzo, servito il numero 7 Casati e poi il pallone in punta per Casamaggi, che siamo contenti dunque di rivedere in campo. Nulla di grave per la sua caviglia destra, il tiro mandato a segno intanto dalla lunga distanza ma da 2 punti, in questo caso da parte di Firenze, che vale il più 30, dunque 66-36 il punteggio. Ancora a terra Casamaggi, stavolta sembra essere stato colpito al basso ventre, davvero sfortunato quest'oggi Mattia Casamaggi. Comprensibile il dolore per una botta subita in quella zona del corpo, avrà bisogno ora di respirare un pochino lo sfortunatissimo numero 41 della Sancat Firenze, che viene applaudito e incoraggiato dal pubblico. Andrà in panchina Casamaggi e in campo torna con il numero 44 Giulio Romeni. Eseguita la rimessa, il palleggio di Speziale, recupera il pallone vagante con il numero 18 Giumelli per Morbegno. Giumelli ha rimesso in gioco all'indirizzo di Vitali, prova a prendere posizione in post. Giumelli ci riesce in questo momento, cerca la linea di fondo, la virata di Giumelli, il tiro mandato per aria è sbagliato dallo stesso numero 18 della Pezzini Morbegno. Allora riparte Firenze con Vannella, lo scarico per Leone che prende il tiro dall'angolo, lo sbaglia, rimbalzo di Casati. Ancora Leone che fa circolare all'indirizzo di Romeni e poi Vannella ancora a cercare Leone, che però muove i piedi prima di mettere palla per terra. Infrazione in passi, palla persa da Firenze, 66-36, sempre più 30 per la formazione toscana. 7:25 per chiudere questa finalissima del 32esimo trofeo Segni. Ora Speziale, bel dietro schiena di Speziale che va dentro con la mano destra, sbaglia, rimbalzo conquistato da Leone, la fuga in contropiede da parte di Alfaroli che non viene però servito. Qui il fallo speso da Giumelli sulla iniziativa dunque dell'avversario. Doppio cambio per la Pezzini, in campo ci sono il numero 6, si tratta di Martinalli, e il numero 23 Emilio Bulanti, che torna dunque sul parquet. Rimessa per Firenze, va a ricevere Vannella, il palleggio di Vannella che finisce poi per terra, atterrato in maniera del tutto fortuita da Speziale. Fallo del numero 33 della Pezzini Morbegno. Rimessa dal lato, eseguita all'indirizzo di Vannella, poi Romeni dal palleggio prova ad attaccare Bulanti, il recupero qui da parte di Martinalli. Martinalli a tutta velocità in contropiede, decide poi di rallentare e il passaggio di Speziale poi fuori all'indirizzo di Polidori, che manda a segno il piazzato dalla media distanza, canestro che vale il punto numero 38 per Morbegno. Ora risponde Firenze con Leone, il tiro piazzato è sbagliato, rimbalzo da parte di Ruffoni. C'è stato però il fallo
commesso da Vannella. E rimessa dal lato per Morbegno con il numero 38 della Pezzini, Speziale a servire Martinalli. Martinalli dal palleggio, testa bassa contro Vannella, ferma il palleggio, va fuori da Ruffoni e poi ancora il pallone per Bulanti. Bulanti a servire in punta Speziale che va dentro, prova a scaricare in direzione di Polidori. L'errore con la riapertura verso il perimetro da parte di Polidori, la fuga in contropiede e il fallo commesso probabilmente da Ruffoni. E così in questo caso quarto fallo personale da parte di Ruffoni. Intanto cambio con Avellini che torna sul parquet, esce Leone per Firenze. 6 minuti esatti al termine della partita, 66 Sancat Firenze, 38 Pezzini Morbegno. Rimessa dal fondo in direzione di Avellini che segna nonostante il contatto e regala il nuovo più 30 dunque a Firenze, 68-38. Qui il pallone sporcato e Morbegno che rimane in attacco con la rimessa di cui si va a incaricare Ruffoni. Il pallone per Speziale, il taglio dentro, la ricezione da parte del numero 23 Bulanti, errore da sottocanestro da parte di Bulanti, ha già recuperato però Morbegno con Martinalli. Il tiro da 3 punti di Ruffoni è corto, rimbalzo conquistato da Avellini e poi il pallone per Romeni che ha spazio per il contropiede, non serve il compagno Alfaroli che tagliava verso canestro, sbaglia la conclusione da sotto Romeni e dunque si rimane lì con Morbegno che però torna in possesso del pallone. Rimessa dalla metacampo difensiva, sempre più 30 per Firenze, 68-38, 5-21 ancora da giocare nel corso di questa partita. La ricezione ora da parte di Vitali per Morbegno, prova a smarcarsi Polidori che porta un blocco. Ora Giumelli accoppiato con Alfaroli, prova il cambio di mano Alfaroli, ora c'è il pallone all'indirizzo di Giumelli ancora che cerca il varco giusto nell'area fiorentina. Ora Martinalli in angolo, arresto e tiro vincente stavolta da parte di Vitali, 68-40. Ora Romeni porta il pallone in zona d'attacco, trova il centro dell'area, Romeni spedito in lunetta dal fallo della difesa. 2 liberi allora per Romeni, 4-43 per chiudere il terzo quarto di gioco, per chiudere scusate l'ultimo quarto di questa partita. 68 Firenze, 40 Morbegno. 2 liberi per Romeni, sbaglia il primo. Errore anche col secondo, il pallone che non ha toccato il ferro, allora si riparte con una rimessa dal lato per Morbegno. Rimessa dal lato di cui si incarica Giumelli, servito Cazzaniga che nel frattempo è tornato sul parquet. Ancora Cazzaniga col palleggio insistito è accoppiato con Avellini, ancora Cazzaniga, si crea lo spazio per il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia però Cazzaniga. Ora il passaggio lungo in direzione di Alfaroli, atterrato ancora Alfaroli che andava a cercare la conclusione in terzo tempo con la mano destra. Fallo sul numero 23 della Sancat Firenze, 2 liberi ancora per la compagine fiorentina. Torna sul parquet Nicolini e torna anche col numero 28 per Firenze Gabriele Luciano. Errore col primo libero da parte di Alfaroli. Uno su 2 per Alfaroli, 69-40, 4-24 al termine del match. Esce Alfaroli, torna Luciano, è rimessa all'indirizzo di Martinalli. Martinalli
contro Vannella, ancora Martinalli, il palleggio con la mano destra da parte di Martinalli, il pallone in punta per Ruffoni, la lotta di fisico contro Luciano, riesce a trovare il canestro dopo il giro sul perno. Allora Ruffoni, 69-42, qui da sotto canestro Avellini riesce a realizzare il canestro del 71-42 in favore di Firenze. Martinalli, ora Ruffoni, uno sguardo dentro per la ricezione difficoltosa però da parte di Folzani. Allora si torna da Martinalli dal palleggio contro Vannella, Martinalli ancora a insistere dal palleggio, lo scarico fuori per Nicolini, infrazione di passi però da parte di Nicolini, fischio arbitrale, altro cambio, torna Alfaroli, esce Avellini, cambio anche per Morbegno, entrerà in campo tra poco con il numero 11 Dylan Socimarro. Intanto il pallone fuori per Romeni, che ha tanto spazio per il tiro da 3 punti, solo tabellone però per lui, ma la lotta a rimbalzo premia Casati che torna in possesso del pallone. Ora c'è il taglio e la ricezione da parte dello stesso Romeni. Casati riceve, spalle a canestro, si gira e manda per aria un tiro che gira attorno al ferro e poi esce. La lotta a rimbalzo premia Ruffoni che riesce a strappare il pallone e poi a servire ancora Folzani. Si torna poi da Martinalli, tiro dalla lunghissima distanza a segno da 3 punti Martinalli, canestro del 71-45, 2:40 al termine della partita. Arresto e tiro anche per Casati, errore, ora Cazzaniga va a contendere questo pallone a Romeni, l'ultimo tocco è proprio di Cazzaniga, dunque Firenze rimane in attacco. La rimessa di Casati all'indirizzo di Luciano, Romeni si propone ma non riceve, Luciano vuole andare dentro con la mano sinistra, perde però il pallone, lo recupera Cazzaniga allora per Morbegno che è costretto però a tornare in punta ancora da Martinalli, ancora Martinalli prova a realizzare con la mano destra, non riesce. Martinalli ancora lungo la linea di fondo, gli tocca il pallone però Casati, rimessa dal fondo per Morbegno, doppio cambio per coach Pier Giuseppe Del Nero, entrano il numero 15 Bonartini e il numero 23 Bulanti, in precedenza era entrato anche Dylan Socimarro, rimessa dal fondo per Polidori, ora Bonartini a servire il numero 23 Bulanti che va a segno, dunque 71-47 canestro da parte di Bulanti. Ora Firenze con lo scarico per Alfaroli, infrazione di passi però muove il perno Alfaroli. 1:50 intanto al termine della partita che ha ben poco da dire ormai a questo punto. Terza affermazione consecutiva da parte della Sancat Firenze nel trofeo segni, dopo l'edizione 2014 e quella del 2015 fa sua anche l'edizione 2016, la compagine allenata da coach Cappelletti, che andremo a sentire a caldo nel post partita. Ora ancora Bulanti che però perde il pallone, contropiede di Luciano, la finta di Luciano per liberarsi dal tentativo di stoppata dell'avversario, errori in serie sotto canestro. Allora ancora Luciano prova ad andare sotto, la finta e la partenza in palleggio da parte di Casati, qui è caduto Bulanti che è abbastanza dolorante a terra. Bulanti soccorso ora dal suo tecnico, solo un po' di spavento per lui, applaudito dal pubblico del Palasport di Via Talete, il numero 23 della Pezzini Morbegno che ora va a raggiungere la sua panchina, riesce anche a rimanere in campo, non ha bisogno
della sostituzione. Bulanti. Rimessa dal lato per Firenze. Va a rimettere Morbegno ora con il pallone in possesso di Bonartini. Bonartini con la mano sinistra torna in punta dove c'è il numero 20 Polidori. Polidori tenta di andare dentro con la mano destra, viene fermato dal fallo e Polidori avrà la possibilità, dunque, anzi non ci sono liberi, c'è bensì una rimessa dal fondo in favore di Morbegno con Polidori che va a ricevere qui il tentativo da parte di Socimarro che però non va a segno. Allora ci prova Bulanti, il passaggio per Nicolini dalla lunga distanza, rimbalzo conquistato da Polidori. Ora il contropiede per Firenze con Alfaroli che provava a realizzare da sotto canestro il fallo, però sullo stesso Alfaroli, fallo che lo manderà in lunetta con 2 liberi a 39 secondi e 5 decimi al termine di questo match. 2 liberi per Alfaroli, il primo è dentro. 72esimo punto della partita per Firenze. Arriva anche il 73esimo, 2 su 2 dalla lunetta per Alfaroli, 73 a 47. Qui il pallone buttato da Morbegno e Firenze dunque che potrà tornare in attacco. Ora Alfaroli manda a segno il tiro dall'angolo, punto numero 75 per Firenze. Gli ultimi tentativi di Morbegno con Bulanti che viene fermato fallosamente e andrà in lunetta dunque con 2 liberi. Primo libero a segno per Bulanti, 75 a 48, 2 su 2 per Bulanti nonostante ancora questo leggero dolore al capo. 5 secondi al termine, dalla lunghissima distanza pesca il jolly, canestro incredibile da parte di Romeni. Ci mancava solamente questa emozione al trofeo segni. Finisce qui allora la Sancat Firenze, per il terzo anno di fila si aggiudica il trofeo segni battendo col punteggio di 78 a 49 nella finalissima la Pezzini Morbegno. Festeggiano giustamente i ragazzi di coach Cappelletti e io vado a raggiungere allora il parquet per raccogliere le battute a caldo da parte dei protagonisti. Ora sono in campo, il nostro Andrea Farris inquadra giustamente i ragazzi di Firenze che festeggiano questo successo. Tra poco andremo a sentire coach Cappelletti per 2 battute a caldo. Allora, terza affermazione consecutiva in questo trofeo segni, immagino sia sempre una bella soddisfazione. Sì, sicuramente siamo arrivati in condizioni un po' precarie fra infortuni e assenze, ma abbiamo sopperito con grande voglia, i ragazzi sono sacrificati e si sono divertiti, hanno avuto il risultato migliore insomma dal loro sforzo. Proprio il divertimento è stato l'aspetto più importante di questi 3 giorni, vale sempre la pena sottolinearlo. Sì, li ho visti molto rilassati, molto contenti, l'esperienza delle famiglie cagliaritane è stata molto positiva, quindi l'aspetto tecnico si è abbinato all'aspetto sociale nel migliore dei modi. Le chiedo, è stata una finale insomma tutta continentale tra virgolette come si dice qui in Sardegna, come ha trovato però le squadre sarde in questa 3 giorni? Allora, le squadre sarde sicuramente sono squadre molto volitive che ci mettono molta voglia e impegno, sopperiscono a livello magari fisico un po' inferiore con grande volontà e determinazione. Sicuramente un buon livello, anche in finale Morbegno
è stata una squadra che non ha mollato mai. Noi magari abbiamo messo a frutto l'esperienza che abbiamo da un campionato di livello un po' superiore in Toscana, abbiamo questa fortuna di giocare a un livello un po' superiore di campionato. Grazie mille coach Cappelletti, complimenti alla Sancat Firenze che dunque si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo il trofeo Segni. Intanto, come vedrete insomma dalle immagini del nostro Andrea Farris, si sta iniziando ad affollare il parquet del Palasport di Via Taletta. Infatti tra pochi istanti potrete assistere alla premiazione di tutte le squadre nel maschile e nel femminile che hanno preso parte a questo torneo. Allora rimaniamo in diretta così insomma in modo tale da potervi permettere di assistere anche alla premiazione appunto che avrà luogo tra pochissimi istanti. Con questo famoso uovo da 300 euro con la sorpresa d'argento e secondo e terzo premio con le uova. Allora la dea bendata è pronta, non è bendata e non è neanche idea, ma è uno splendido bambino, anche perché è mio nipote. Sì. Allora arrivano anche i biglietti. Forza Rita. Sì, tutto Andrea, tutte e due le uova, c'è primo, secondo e terzo premio. Ovviamente qualche uovo ha ricevuto qualche pallonata vostra e si è rotto, ma la sostanza non cambia, la cioccolata è quella. Allora, se ci siamo con l'estrazione, ci siamo? La busta arriva? Eccoli. Erma, erano tantissimi, non sapevamo dove metterli. A proposito, aspettando questi secondi, siccome ci sarà il premio per il Continentale che avrà imparato un proverbio, una canzoncina, una frase in sardo, ma avete imparato qualcosa? No? Morbegno, Firenze, Roma, tu? Allora, vince il terzo premio. Lo possiamo dire grazie a tutti perché questo ci permetterà di acquistare il defibrillatore che a partire dal 1° luglio 2016 è obbligatorio per tutte le associazioni sportive. Un attimo. Allora, attenzione, vince il terzo premio. Terzo premio, uovo di cioccolato per il numero 30, 30. Qualcuno è il numero 30? Nessuno? Numero 30, quanto male ha fatto a non venire? Ah sì? No, ogni anno. Morbegno! Vince il secondo premio. Vince il secondo premio, vai. Secondo premio, uovo di cioccolato per il numero 43. 43, numero 43. 43. Ancora Morbegno. Però è anche vero che ne ha comprati 10 o 20 di biglietti. Allora, primo premio. C'è l'estrazione del primo premio, ma intanto mi arriva
dalla voce proprio di Alessandra Zeta, consigliere regionale, c'è una bella notizia in tema di defibrillatori. Ermanno, la notizia positiva, ci siamo impegnati perché questo problema dei defibrillatori è sinceramente molto sentito, è uno strumento importante per tutti coloro che fanno sport. La Regione approverà nei prossimi giorni la legge che darà il finanziamento, un contributo alle società sportive per l'acquisto del defibrillatore. Onorevole, grazie, gran bella notizia. Primo premio. Vince il mitico. Vince l'uovo nocciolato Lind del valore di quasi 300 euro con sorpresa d'argento, lo devo dire tutto perché offerto da Liquor Vini, e ringraziamo tanto perché Liquor Vini è stato molto presente in questa edizione del Trofeo Segni, il numero 124. Chi è? Erba. Nessuno? No. 124. La regola è che se non arriva entro 5 minuti ce lo mangiamo noi. Entro 10 secondi. 9. Ah, vieni a mangiarlo. 124. Non c'è. Bene. Conserviamo. Qualcuno verrà a 124. Aspettiamo la premiazione. Allora passiamo alla premiazione. Se è arrivato l'assessore, va bene. Allora cominciamo, siccome deve venire l'assessore allo sport del Comune di Cagliari, che avrebbe avuto piacere di salutarvi, ma credo che stia arrivando o è arrivato, ma io non lo vedo. Allora cominciamo questa premiazione. Intanto bravissimi a tutti, bravissime. Permettetemi una cosa particolare per le ragazze dell'Astro, che per la seconda volta in questi 32 anni vincono il trofeo, le ragazze dell'Astro. L'ultima volta fu nel 1989, cioè la prima e unica volta. Come? Con Alessandra Zeta allenatrice, quindi dopo tanti anni l'Astro riconquista il trofeo. Per i maschi devo dire onore alla Firenze, che è il terzo anno che vince il trofeo Segni. Due anni fa ci fu la stessa finale, Firenze contro Morbegno, l'anno scorso contro l'Esperia, quest'anno si è ripetuta Firenze-Morbegno. Bravissimi, e onore agli sconfitti, a Morbegno e all'Esperia l'anno scorso. Allora cominciamo a premiare per dovere di cavalleria le ragazze. Allora cominciamo dalla quarta classificata, San Salvatore Selargius. La femminile è tutto questo, guarda, quarta classificata. La squadra terza classificata, Cus Cagliari.
Alfredo? C'è Alfredo? Cunco Alfredo, dove sei? E alla squadra seconda classificata, Virtus Cagliari. E alla squadra prima classificata, Astro Cagliari. E passiamo ai maschietti. Intanto arrivano prime indicazioni sul fortunato vincitore dell'uovo. Pare sia un uomo sulla cinquantina, biglietto venduto in quella zona, però non sappiamo altro. Alla squadra ci siamo? Carlo? Ottava classificata. Alla squadra ottava classificata, San Salvatore Selargius. Alla squadra settima classificata, Olimpia Cagliari. Olimpia Cagliari. Alla squadra sesta classificata, Esquilino Roma. Alla quinta classificata, Esperia. Aspetta. Alla quarta classificata, Scuola Basket Cagliari. Alla squadra terza classificata, Roma Eur. E veniamo al metallo prezioso, argento, secondo posto per la SM 70 Morbegno. Classificata, Sancat Firenze, trofeo, 32esimo trofeo Segni.
Adesso un ricordino per gli allenatori, cominciamo dal femminile, per il San Salvatore Lello Asunis. Grazie Lello. Per il CUS Consuelo Scameroni. Per la Virtus Sandro Manca. C'è Sandro. Hermano Sandro si è allontanato un attimo e allora ritira una rappresentativa della squadra CUS. E per l'Astro Carlo Zedda e Massimo Mezzini. Per i maschi Alberto Bolognesi, c'è Alberto? Sì, San Salvatore Selargius. Davide Sanna, Olimpia. Un ragazzo dell'Olimpia. Lo darete poi a Davide. Andrea Carelli, Esquilino Roma. Filippo De Muro, Esperia. Stefano Cuncu, Scuola Basket. Matteo Pederzoli, Roma Eur. Beppe Del Nero, Morbegno. E Francesco Cappelletti, Sancat, Firenze. Allora, cominciamo con le signorine. Questa ogni volta, ogni anno a me dispiace dare un premio solo a una perché vorrei premiarvi tutte. Tutti avete il ricordino, però bisogna premiarne una per ogni squadra. E allora, per il San Salvatore viene segnalata Virginia Alvau. Per il CUS Silvia Montis. Per la Virtus Carla Pisano. E per l'Astro Ilaria Mellino. Ma giocatrice del torneo è stata eletta Giulia Ibba dell'Astro Cagliari. Per i maschietti San Salvatore Selargius viene premiato Daniele Puzzu. C'è Daniele. Esquilino Claudio Tamponi. Per l'Esperia Gianluca Capeci. Per la Scuola Basket Gabriele Pacini. Per Roma Eur Matteo Marini.
Morbegno Francesco Speziale. Per la Sancat Firenze Nicolò ci siamo? Nicolò Leone, Sancat Firenze. E per l'Olimpia Pisano Andrea. Ma giocatore del torneo è stato eletto Avellini Nicolò. Allora, con questa premiazione terminiamo per il momento questa fase del trofeo. Appuntamento a domattina. Ancora grazie a tutti, passo la parola a Mauro. Allora, queste erano le premiazioni sportive, però le grandi cose si fanno insieme e allora il grazie va a tutte le aziende che hanno dato una mano e alcune di queste hanno offerto un dono importante, soprattutto a chi arriva dalla penisola, e allora grazie alla tenuta Alberto Loi, una tenuta Ogliestrina Vino Doc, un ricordo saporito, dolcissimo della Sardegna alle delegazioni d'oltre Tirreno. Quindi chiamerei, Ermanno, i dirigenti delle delegazioni oltre Tirreno, perché questo è il ricordo della Sardegna edizione 32. Iniziamo da Morbegno. Firenze. Le capitoline Roma Eur. Questa macchina organizzativa è poi passata per l'allestimento della palestra e allora grazie a un nostro dirigente, lo ringrazio io, Daniele Ciampelli, che peraltro è anche il nostro sponsor. Ringraziamo anche Alfredo Cuncu per l'inossidabile presenza come nostro ufficiale segnapunti. Io, Erma, se sei d'accordo, ringrazierei Massimo Mezzini, che si è tolto pure la soddisfazione di portarsi a casa il trofeo per la prima volta dopo 32 anni. Grazie sempre ad Alberto Loi, l'azienda vinicola. Vediamo, ho un altro ringraziamento da fare. Finisco col vino. Hanno raccontato queste gare in diretta streaming per 3 giorni e allora grazie a Andrea Farris dietro la telecamera e il nostro Roberto Rubiu con una parlantina impeccabile. Vieni a ritirartelo, Roberto Rubiu, perché è giusto. E poi nel tugurio per 3 giorni le nostre Rita Fadda e Daniela. Dove siete? Venite Rita e Daniela qua, perché per voi, offerto dalle mani del nostro sponsor Bioestetic, arriva il meritato riposo. Di che cosa si tratta? Venite Rita e Daniela, veloci, veloci, veloci che il tempo stringe. Di cosa si tratta? 2 servizi, uno per quanto riguarda il benessere corpo, quindi centro estetico, e l'altro capelli. Quindi trattamento corpo e trattamento capelli. Grazie Daniela, grazie Rita. Ci tengo a precisare anche gli altri sponsor che ci hanno dato una mano: Vie Palme, B-Travel, importante per la gita di domani, Finsarda Assicurazioni, HD Assicurazioni, Smacca al Cistruzzi, ristorante La Finestra sul Cielo, Cinus, pizzeria, anzi gastronomia Il Drago, che ci ha dato da mangiare in questi 3 giorni e direi anche molto bene, Comec, Mitico e Gam, che ha prodotto tutta la parte grafica, oltre ovviamente a Liquorvini, che ancora però non ha potuto destinare il suo omaggio perché il numero 124 non si trova. Vabbè, non si trova, non lo vogliono. Prima di dare la parola all'assessore Marcialis, che ringrazio per essere venuto,
c'era un piccolo premio nel dépliant, l'abbiamo scritto, per il ragazzo continentale capace di pronunciare qualcosa in sardo, che sia una poesia, una canzone, una frase, purché non siano parolacce. Chi è che ha preparato? Tu hai preparato una frase? No. Nessuno? Nessun Antonio, fermi? Nessuno? Dai. Allora, sentiamo questo ragazzo di Firenze, che è tutto dire, di Firenze. Come ti chiami? Mi chiamo Giulio. Giulio. Una frase. Allora, a Sibiru sanno chiediti in salla uno. Buona Pasca, Todosu, Mannusu e Pittusu. Bravo. Filippo. Pira cotta, pira crua, d'ognuno dommu sua. Allora, prego, assessore. Allora, l'assessore Marciasi vuole fare un saluto a tutti questi bellissimi giovanotti e ragazzine. Faccio solo un saluto. Non è facile intervenire dopo il saluto in sardo, perché ringrazio tutti intanto per avermi invitato e la quale diamo a nome del comune una targa ricordo. E poi Assessore, problemi tecnici. esatto. E poi un ringraziamento ai ragazzi che hanno partecipato a questi 3 giorni di manifestazione importante, perché lo sport giovanile è sempre importante, sia per la pratica sportiva in sé, ma per come dire, un insegnamento di vita, uno stare insieme, è un modo per vivere insieme anche un momento ludico che però può aiutare sia a crescere sani nel corpo che nella mente. Quindi grazie agli organizzatori e grazie a tutti voi. Allora, è finita la festa, preparatevi per domani mattina. Erma, posso dire che loro hanno collaborato per il bar e quindi finita la festa avete 10 secondi di consumazione gratuita, come nelle trasmissioni televisive. Tutte le famiglie che hanno ospitato, se gradiscono un portachiavi ricordo, avvicinatevi che c'è per tutti. Va bene, a domani mattina, grazie ancora. Ciao a tutti, 10, 9, 8, 7, 6, tutto quello che verrà a fare vostro. Ermanno? Erma, scusa, non è finita. Dica 33, dica 33, dica 33, come dal medico, dica 33, 33. Ci vediamo l'anno prossimo.
facciamo a tempo, ho dimenticato di premiare la gara da 3 punti che va allora per le femminucce a Elena Pinna con 6 su 10. Elena Pinna. Elena Pinna, dove sei? Brava. E per i maschietti nuovo record del torneo, Polzani Federico del Mordegno, 8 su 10. Le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con